Un venerdì differente da tanti altri precedenti. Luca Zaia arriva in questo caso in conferenza stampa con dati certi dopo la conferenza con i ministri e i governatori regionali. Da lunedì il Veneto, che pure ha un'incidenza ospedaliera ancora sotto controllo, entrerà in zona arancione. Il dato che ci spara in zona arancione in così poco tempo dà una dimensione di quanto corra velocemente l'infezione. Guardate che noi eravamo abituati che l'R+T, ve lo ricordate l'R+T che faticava a arrivare a farci passare di zona? Avete visto qui quanto ci ha messo una settimana? E la proiezione di quello che potrebbe essere l'R+T la prossima settimana è assolutamente preoccupante. Probabile che da noi questa infezione passi ma si tenga bassa. La nostra preoccupazione qual è? Che non passi in un territorio che ha gli ospedali vuoti. Abbiamo 1300 pazienti Covid, quindi partiamo da una base che è impegnativa, vale 2 ospedali di provincia già la nostra base. Capite che se dovessimo avere un'infezione importante e il punto di partenza fossero 1300 pazienti, capite che andiamo fuori scala? Perché noi abbiamo visto che un'infezione importante che abbiamo avuto ci ha portato 3400 pazienti già, e ci ha mandato sotto pressione. Se ai 3 e 4 ci aggiungiamo i 1300 che già abbiamo, capite che non riusciamo, cioè dovremmo dedicare i nostri ospedali solo a pazienti Covid. Ai sindaci Zaia spiega che ogni loro ordinanza locale sarà bene accetta. Il DPCM d'altronde contiene indicazioni che al momento non inducono a ordinanze venete. Ancora non abbiamo deciso se l'area è provinciale o è distrettuale, noi abbiamo 26 distretti se non sbaglio in Veneto, sanitari, ma comunque di capire, abbiamo capito ad esempio che l'idea iniziale che avevamo di calare il parametro sul comune è fuorviante, no? Perché bastano 3 contagiati in un comune, se il comune è piccolo ti fa passare, e quindi la dimensione comunale non ci sta, a meno che non fossero grosse città. C'è la dimensione distrettuale, c'è quella provinciale. E novità ulteriori arrivano per i vaccini, la 7ª dose autorizzata in Veneto e la vaccinazione per gli over 65 con AstraZeneca. Siamo partiti da 5, siamo arrivati alla 6ª, che ormai in teoria la fanno tutti, anche se qualcuno vorrebbe fare raffinato, perché c'è sempre la zecca Garbugli che dice ma c'è scritto, cioè sentite, dentro lì il vaccino è tutto uguale, dentro una boccetta. E se se ne possono far 7, in Veneto se ne fanno 7. Penso che non sia un reato. Il Ministro ha attivato anche questa misura. Se questo accadrà avremo una possibilità ancora in più di vaccinare un target d'età che oggi è escluso, perché noi dei 65 in su dobbiamo vaccinare con Moderna o AstraZeneca o Pfizer. Capite che essendo peraltro 2 vaccini che non è che ce n'è proprio da buttare via, se ci arriva AstraZeneca che è molto più importante come invio, riusciamo ancora di più ad aggredire questo target. Questa è una bella notizia.